Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del Digitale Terrestre. Di nuovo insieme per una nuova puntata di Penalty che vi accompagna ogni mercoledì a partire dalle 15:20. Siamo in replica anche sul canale 19 di TVM Palermo, sempre di mercoledì a partire dalle ore 21. Puntata interessante perché in questa puntata festeggiamo anche la vittoria dell'Enna e la vittoria della Nissa che la prossima stagione disputeranno il campionato di Serie D. A parlare anche di Serie D, naturalmente i nostri due ospiti di questa puntata, li andiamo subito a presentare, il direttore sportivo del San Giorgio Piana, Ciccio Tantillo. Ciao Buonasera. Ciccio, benvenuto. Grazie. E ben trovato. Grazie per l'invito. E poi abbiamo anche l'allenatore giustamente del San Giorgio Piana, Filippo Chinnici, che ritrovo dopo qualche anno e devo dire ancora una volta vincente. Ciao Filippo. Dopo 2 anni. Dopo 2 anni, Grazie benissimo. Grazie per l'invito, è stato un piacere. Dopo la bella vittoria con il Resultana San Lorenzo, Filippo sei ritornato a vincere un campionato di promozione, questa volta con il San Giorgio Piana. Che stagione è stata? Perché comunque insomma gli avversari anche quest'anno in quel girone erano importanti. Allora è stata una stagione veramente da incorniciare sotto tutti i punti di vista e poi è stata una stagione importante perché è stato un girone veramente di ferro dove c'erano 5-6 squadre veramente attrezzate e piazze importanti come Marsala, Partinico, Cus, Parmonval, San Vito, squadre che hanno fatto la storia come Marsala appunto. E noi ci siamo fatti trovare pronti grazie al lavoro del direttore, alla disponibilità della società e del presidente. Abbiamo condotto una stagione veramente da incorniciare sia dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista tattico e umano, perché abbiamo avuto veramente delle gioie, però sono state sudate e meritate. Tra l'altro siete ancora in corsa per la Coppa Italia di categoria, no? Sì, adesso abbiamo la semifinale di Coppa andata in casa col San Vito, siamo in attesa dei playoff perché dobbiamo aspettare che si disputino i playoff e poi attendiamo la semifinale di Coppa. Direttore, una stagione vincente fa curriculum e poi perché credo che da qua possa nascere probabilmente un progetto importante in questo piccolo centro di Piana degli Albanesi. La pensavo un pochettino più semplice quest'annata. Sì, noi abbiamo programmato giustamente... Eravate neopromossa tra l'altro. Neopromossa in prima categoria, dalla prima categoria loro hanno vinto, la squadra ha vinto, io ancora non ero arrivato, hanno vinto la prima categoria tramite la Coppa Italia. Adesso poi si è programmato un pochettino quello che è la promozione, sì, abbiamo promesso ai tifosi che avremmo vinto, però devo dirti la verità, non mi aspettavo un campionato così difficile perché erano tutte squadre attrezzate, assolutamente, giocatori che sono scesi di categoria in tutte le varie società del nostro girone e anche molti allenatori che l'anno scorso erano allenatori in eccellenza, tra Mutolo, il mister nostro stesso, poi l'allenatore Brucculeri, quindi insomma tasso tecnico di grande qualità, alto. Quindi noi ci siamo preparati bene, ma nell'arco dell'anno comunque abbiamo lavorato benissimo. Posso dire che poi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissato con lavoro veramente duro, serio del mister e il presidente ci ha sopportato veramente tanto. Però va bene, adesso godiamoci il momento. Anche perché adesso le altre squadre si giocheranno la bagarre playoff. Per esempio il Città di San Vito Lo Capo giocherà contro il Marsala. Questa è una partita molto interessante, una potenziale finale invece è una semifinale. Esatto, sono 2 gare importanti perché c'è il San Vito che gioca col Marsala e poi abbiamo la Parma che col gioca Bagheria. Col Bagheria. Quindi diciamo che anche loro un pochettino adesso faranno delle scintille, però dico, vinca il migliore, ci mancherebbe altro. Tra l'altro Città di San Vito Lo Capo che giocherà potenzialmente una partita importante che è la semifinale di Coppa proprio con voi, potenzialmente facendo insomma i debiti scongiuri, se dovesse vincere il Città di San Vito Lo Capo potrebbe avere anche chissà una promozione già sulla carta perché dall'altra parte c'è Vittoria che giocherà con il Baldinisi, Vittoria già promosso, Baldinisi certamente tasso tecnico sicuramente inferiore al Vittoria, quindi potrebbe avere sulla carta anche il Città di San Vito Lo Capo una potenziale promozione. Esatto, sì, potrebbe avere questa promozione, però tutto è una questione di mente, perché se arrivi con una mentalità che magari vuoi fare risultato quando già sei appagato,
già magari anche Chiaro, questo entra in chiaro. una situazione di atteggiamento Ma il presidente diverso. vuole la Coppa, ho Il saputo. presidente vuole la Coppa, tutti vogliamo la Coppa. Tutti volete la Abbiamo Coppa, fatto, certo. abbiamo anche promesso ai tifosi che ce la metteremo tutta per vincere la Coppa. Giusto. Quindi perché lo meritano. Non si può parlare chiaramente di calciomercato ancora perché insomma la stagione è in corso, però probabilmente insieme al mister, se sarà confermato, ma mi auguro perché ha tutti i meriti, certamente un progetto per l'eccellenza la prossima stagione deve essere molto solido. Sì, allora, ancora è presto, ho detto bene. Io penso, come ho detto in diverse interviste, ho detto che io ragiono all'antica fondamentalmente, perché sono che è una squadra che vince non si tocca. È vero, Quindi è vero. almeno per quanto riguarda quello che può essere il mister, quindi lo staff dirigenziale, quindi la penso così. Però vediamo un attimino, per ora vediamo un attimino di goderci fino alla fine. Io non parlerei questa bella soltanto cosa. però di staff, Filippo, perché insomma all'interno del vostro gruppo giocatori ci sono già giocatori di categoria, anche superiore. Assolutamente sì. Per me è stato un motivo d'orgoglio vincere l'ennesimo campionato con il San Giorgio Piana. Sono ritornato a vincere a Piana perché avevo vinto a Piana tanti anni fa ed è stata una gioia domenica vedere quei tifosi sugli spalti felici. Per noi è stata veramente una domenica da incorniciare. Da incorniciare. Voglio voltare pagina perché voglio parlare subito anche del campionato di Serie D, lo faremo chiaramente anche con i nostri ospiti. Domenica si è giocata la 16ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. FC Trapani batte Portici 5-0, Città di Aciriale Real Casalnuovo 1-1, Gioiese 1918 Città di Sant'Agata 2-2, LFR Reggio Calabria batte Canicattì 5-0, Licata Calcio batte Ragusa Calcio 2-0, Nuovi Gea Virtus batte Locri 1909 4-0, Vibonese Calcio batte San Luca 1-0 ed infine Siracusa Calcio batte Castrovillari 3-1. Hanno riposato Acragas e San Cataldese. Continua la marcia straordinaria dell'FC Trapani verso possibilmente nuovi record. Guardiamo la classifica di questa settimana. FC Trapani a 85 punti con 72 Siracusa Calcio, 66 Vibonese Calcio con 58 LFA Reggio Calabria, 49 punti Città di Sant'Agata con 48 Real Casalnuovo insieme alla Città di Aciriale, 47 Ragusa Calcio con 44 Nuovi Gea Virtus, 42 punti per il Canicattì, con 40 il Licata, 39 Acragas, 34 San Cataldese, con 31 punti il Portici, 28 Locri 1909, 26 punti il San Luca, 16 punti per il Castrovillari, chiude la classifica la Gioiese 1918 con 8 punti. Di nuovo in campo domenica prossima, domenica 21 aprile, eccola qua la schermata degli incontri: Acragas San Luca, Canicattì Città di Aciriale, Castrovillari Portici, FC Trapani Licata Calcio, Locri 1909 LFA Reggio Calabria, Ragusa Calcio Gioiese 1918, San Cataldese Nuovi Gea Virtus, Vibonese Calcio Siracusa Calcio, riposeranno Città di Sant'Agata e Real Casalnuovo. Dobbiamo partire chiaramente da questo rullo compressore che è il Trapani. Che stagione è stata a Trapani? L'abbiamo detta e stradetta questa cosa, stagione da incorniciare, forse al di là di quelle che potenzialmente erano le prime idee proprio della stessa società. Stagione incredibile, perché trovarsi a 13 punti dalla seconda in un campionato di Serie D, che è abbastanza difficile, non è molto facile. Devo dire che veramente il lavoro che hanno fatto il presidente Antonini e tutto il resto del team è stato straordinario. Dico, complimenti, Complimenti ancora. al Trapani. E adesso cosa succederà, Filippo? La prossima stagione ci sarà la stessa intensità anche, chissà, per vincere il campionato di Serie C a Trapani? Il presidente si è sbilanciato. Sì, è E vero. quindi, siccome si è sbilanciato che il campionato di Serie D l'avrebbero vinto a marzo, Sì, è vero. lo Confermo. hanno vinto una settimana dopo. Quindi si è Ma l'hanno vinta addirittura con lo scontro diretto. Ecco, e l'hanno vinto con merito e quindi ha mantenuto la promessa. Si è sbilanciato con i tifosi davanti a tutti dicendo che si devono preparare per fare un grande campionato di Serie C. E da siciliano sono orgoglioso È un piacere, è un piacere. che una squadra possa ambire a fare un grandissimo campionato di Serie C e faccio il tifo per loro perché me lo auguro. Assolutamente concordo su quello che stai dicendo. Guardiamoci gli highlights con l'intervista post partita. Trapani che vince in casa del Portici 5-0.
grande prestazione. Oggi penso che la squadra ha espresso una qualità di gioco importante, oltre che una mole di gioco importante. In confronto a domenica abbiamo cambiato 9 undicesimi e ancora una volta ho avuto dimostrazione da questi ragazzi che il percorso tattico collettivo che abbiamo iniziato nel mese di luglio ancora oggi dà i suoi frutti. Sono molto soddisfatto di quello che hanno dato, soprattutto chi ha giocato meno, per come si è proposto alla gara, per come l'ha interpretata, e quindi abbiamo creato veramente tanto, abbiamo avuto un palleggio di qualità veramente importante oggi, e quindi sono soddisfatto di questo, ma in primis sono soddisfatto che questa squadra ormai penso che ha bene in mente la mentalità che ci siamo costruiti tutti insieme da luglio, e oggi era la prima partita dopo l'obiettivo raggiunto, e penso che è stato un banco di prova importante per dimostrare che questa è una squadra che ha capito la maglia che indossa, la responsabilità che ha nei confronti della gente, della società, e quindi sono soddisfattissimo per l'approccio, per lo sviluppo e soprattutto per l'attenzione che si è messa a questa gara. Sappiamo e dobbiamo essere consapevoli che non siamo robot, quindi se la spina va staccata adesso si va incontro poi a brutte figure nel mese di maggio, nel mese di giugno, quando poi ci sono squadre che vogliono vincere la pool, vogliono vincere la coppa, quindi non possiamo staccare assolutissimamente in questo momento l'interruttore, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo lavorare più spensierati, perché dentro di noi sappiamo tutti che l'obiettivo è raggiunto, l'abbiamo vinto questo campionato, e quindi però dobbiamo prepararci al meglio per questo. Io durante la settimana le cose che dico è che se è vero che abbiamo costruito tutti insieme la mentalità vincente, bisogna dimostrarlo adesso, perché i veri vincenti sono quelli che non vogliono mai non vincere, e vogliono vincere quanto più trofei è possibile, quanto più record è possibile, e quindi un vincente vuole vincere sempre. Quindi gli altri magari possono avere dei pensieri diversi, ma noi no. Noi dobbiamo continuare a completare questo campionato nel miglior modo possibile, facendo quanti più punti possibile. Si è parlato tanto di record, i record penso che vanno adesso sottolineati, perché dopo aver raggiunto l'obiettivo è normale che deve parlarsi di record. Oggi ne abbiamo già avuto uno, ne abbiamo preso uno, che è quello della domenica scorsa, avevamo ingoiato la Juve nei 48 risultati utili consecutivi, adesso siamo soli in tutta Europa come record, e questo penso che deve essere motivo di soddisfazione per questi ragazzi, per quello che hanno fatto e per la società che si chiama Trapani, che è un nome sicuramente importante, che continuiamo a dare voce nel panorama calcistico. Finisce in parità lo scontro al vertice tra Città di Aciriale e Real Casalnuovo. 1-1 il risultato finale, un risultato che ci fa capire che l'Aciriale, Ciccio, quest'anno forse se avesse pensato già subito all'idea dei playoff, probabilmente sarebbe già dentro i playoff. Adesso sì, sta un po' inseguendo. Sta inseguendo, sì, ha detto bene. Se ci pensavo un po' prima, magari forse poteva fare una cavalcata diversa, però alla fine forse il loro obiettivo era quello della salvezza e l'hanno raggiunto già da tanto tempo, quindi hanno fatto un campionato un pochettino più tranquillo. Anche perché per esempio il Real Casalnuovo, Filippo, è una società nuova, si fa per dire perché è l'ex Fragolese, ma sì, con una mentalità da squadra campana arcigna e decisa, e si è trovata anche lei volendo dentro il progetto playoff. Assolutamente sì, però penso anch'io con merito hanno raggiunto questo piazzamento, quindi penso che queste giornate, le ultime, saranno decisive un po' per tutto, tranne per la vittoria del campionato ovviamente, però penso che saranno giornate decisive un po' per gli ultimi piazzamenti, sia play-out che per ambire a qualche piazzamento pure play-off. Per esempio per il discorso playoff, l'FA Reggio Calabria, battendo 5-0 questo Canicattì, ha probabilmente anticipato che i playoff li vuole vincere. Certo, li vuole fare, a quanto ha dimostrato, certo, che li vuole vincere, perché una squadra come una città di Reggio Calabria penso che merita addirittura dei palcoscenici più grandi. Ecco, Vibonese, sì, che ha un po' deluso secondo te? Vibonese sì. Sì, un pochettino sì. Perché a un certo punto della stagione ha quasi mollato anche i giocatori più importanti, per esempio il giocatore che poi è passato al Trapani. Ma devo dirti perché? Perché forse la loro strada era quella di fare un campionato più tranquillo, trovare subito la salvezza e poi alla fine anche muoversi diversamente anche con i giocatori stessi. Guardiamoci gli highlights e le interviste anche post partita. Una debacle per il gruppo di Pidatella che prende 5 gol
proprio in casa dell'LFA Reggio Calabria. Diciamo che la crescita della squadra è legata anche ovviamente alla crescita un po' di tutti i componenti della rosa. Mi ha fatto dei nomi e sono contento di farli anche io. Rana è entrato, ha giocato all'inizio della prima gara e secondo me ha risposto molto bene, come ha detto lei, ma tutti i ragazzi sono in crescita. Non ho dubbi sul fatto che oggi abbiamo una squadra che ha comunque 17, 18, 19 titolari sui quali io posso tranquillamente contare. Per me il rientro di Lorenzo Rossetti è una grande cosa, perché ci permette tante cose, oltre che anche di far tirare il fiato un po' a Tommy Bozzico, perché Bozzico è arrivato da noi che veniva già da una stagione intera in Argentina, quindi senza mai staccare la spina da 2 anni praticamente, con aspettative altissime, quindi sono contento che possa anche lui rifiatare. Lorenzo ha fatto 70 minuti, gli è mancato il gol, però quello che serve è la condizione e crescerà certamente. La cosa più bella, che ha fatto 70 minuti senza aver fastidi, problemi, quindi ci sono tante belle notizie oggi, diciamo così. Questo risultato acquisito potrebbe, tra virgolette, permetterci di non prenderci alcuni rischi, diciamo, dal punto di vista fisico, questo certamente. Io però sono anche altrettanto convinto che il modo migliore per arrivare bene è giocare e vincere. Questo, a mio avviso, è il modo migliore per arrivare bene ai playoff, che sono comunque ancora lontani dal punto di vista temporale, quindi dobbiamo assolutamente pensare solo ad allenarci bene, a fare le partite che ci tengono in condizioni, che ci devono vedere protagonisti, perché noi non possiamo permetterci di solo perché abbiamo raggiunto il risultato di andare a fare figuracce, nessuno di noi lo vuole, quindi continuiamo a pedalare, insomma. Quindi la crescita è evidente. Se parliamo della partita del San Luca, proprio per curiosità mia, l'altro giorno sono andato a vedere gli highlights su Wisecout, non quelli brevi. Abbiamo avuto 40 palle gol, voglio dire, quindi dal punto di vista proprio, ripeto, della produzione offensiva questa squadra è cresciuta tanto, anche per via degli innesti di Toti Porcino, che è arrivato a dicembre, di René Liu, che è arrivato anche lui a dicembre-gennaio, anche se poi l'abbiamo avuto disponibile i primi di febbraio per infortunio, e soprattutto la crescita di tanti ragazzi. È cresciuto Perri, è cresciuto tantissimo Alessandro Provazza, è cresciuto Mungo, Adejo secondo me ha dato tanta sicurezza al reparto, insomma la squadra è cresciuta bene, sa che sta dando delle risposte e noi dobbiamo continuare a spingere e essere all'altezza sempre. Era certamente una partita importantissima quella della Licata. In casa vince 2-0 contro il Ragusa, che è già sazio chiaramente della sua stagione. Ma a Licata cosa è successo secondo te, Ciccio? Allora, devo dirti che questa vittoria è stata importantissima, anche perché Ragusa del mister Egnoffo già era salvo, quindi già navigava in acque molto più tranquille. Per un attimo hanno anche pensato al discorso playoff. Ecco, bravo. Volendo esatto. ancora ci sono dentro. Ci sono dentro, però già loro sono belli, sereni e tranquilli. Per quanto riguarda Licata invece era importante. Io sono contentissimo che oltre a Licata anche l'ultima siciliana nostra, che è la San Cataldese, sì, riesce a trovare anche la salvezza, così tutte le siciliane sono salve. Mi dispiace anche per le squadre fuori dalla Sicilia. È vero, tra l'altro una Serie D la prossima stagione molto intrigante, con moltissime squadre siciliane. Esatto. L'arrivo anche appunto di Enna, l'arrivo di Caltanissetta, potenzialmente da una vittoria di Coppa potrebbe arrivare il Paternò, oppure anche nella bagarre playoff. Licata di Romano, che aveva iniziato, Filippo, una stagione alla grande, sì. Si pensava addirittura di un possibile inserimento in pianta stabile nel gruppo playoff. Poi c'è stato un calo che probabilmente non è stato neanche dettato da problemi interni societari, ma forse i ragazzi che Pippo aveva lanciato hanno avuto un po' troppa pressione, diciamo, di trovarsi su un piazzamento alto in classifica.
e avranno subito un po' questo, però il mister ha condotto una grandissima stagione, quindi penso che anche il campionato del Licata stesso è da reputarsi un buon campionato. Anche perché il Licata, Ciccio, puntualmente ogni anno quei 2 o 3 giocatori importanti, nuovi, sconosciuti, li mette dentro, sempre. che fanno mercato poi, tra sempre, l'altro, esatto, no? sì, poi Che alla fanno fine mercato. riescono, sì, esatto, sì. È vero. Guardiamoci subito il servizio. Licata Calcio batte Ragusa Calcio 2-0. Poco più di una formalità la quota salvezza con i 37 punti acquisiti sostanzialmente nel girone d'andata. Ciò che serve a questo Licata è un'impennata d'orgoglio per mettersi alle spalle un girone di ritorno da zona retrocessione. Al Saraceno di Ravanusa uno dei tanti derby siciliani, Licata-Ragusa va in scena con i Blei in salute e in orbita playoff. Uno sguardo all'11 giallo-blu iniziale con Valentin Porta, Calaiò, Orlando, Giannone, Lanza, Pedalino, Murgia, Rotulo, Currò, Abercon e Minacori, tandem d'attacco. Arbitra Christian Ubaldi di fermo, assistito da Vito Bensorte e Francesco Camarda di Trapani. Dopo il consueto minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Subiano, passiamo grazie alle immagini a cura di Ezio Savone al fin di questa sfida. Primo sussulto di marca ospite con la sgroppata a destra di Ses, 50 metri, palla al piede, concluso da un destro in diagonale, rimpallato dalla retroguardia licatese. Alla primavera occasione a passare però il Licata. Minacori mantiene un pallone sulla sinistra, tacco per Currò, tiro cross smanacciato da Freddi sul mancino di Rotulo che va al volo, regalando il vantaggio ai giallo-blu. Sesta marcatura stagionale per il numero 10 di mister Romano e Licata in vantaggio. Risposta Iblea con la Tuscinara per la testa di Mbaye, incornata, inchiodata a terra da Valenti. Il Licata in 6 minuti chiude un 1-2 che, se non è un gancio al match, poco ci manca. Ripartenza mortifera orchestrata da Abercon, palla per Rotulo che conclude con preciso diagonale per il 2-0. Settima rete in campionato per il numero 10 Agrigentino. Sul finire di frazione il Ragusa che prova a rientrare in partita, Garufi ci prova da piazzato dal limite, Valenti lo aspetta sul suo palo. Sull'ennesima ripartenza licatese Abercon prende il tempo a Manservigi che lo atterra. Nessun provvedimento disciplinare per il direttore gara che non fa battere nemmeno la punizione dal limite, tra le proteste più che giustificate dei locali. Passiamo alla ripresa con gli Blei che sono ancora i primi a provarci. Sterzata di Eyaki che batte a rete dal limite, mancino centrale, facile preda di Valenti. Ancora però una ripartenza delicata che sembra aver ritrovato lo smalto di inizio stagione. Minacori per Abercon che scarta Freddi sul secondo palo da Rotulo, mancino al volo spallato tra gli applausi del Saraceno. Compagine di mister Ignoffo tutt'altro che rassegnata. Manservigi in bello stile da destra prova a battere a rete, Orlando fa il portiere aggiunto e di testa allunga in corner. 75esimo rimessa in gioco di Lanza per Minacori, sponda per Currò che imbuca ancora per Lanza dal fondo, pesca Abercon, Torre per il destro al volo di Pedalino, potente ma non preciso. Ancora sull'asse Minacori, Rotulo, i pericoli maggiori per il Ragusa, triangolazione che libererebbe il numero 10, la tripletta personale, fermato dalla segnalazione di offside del primo assistente. Formazione di mister Ignoffo che prova a regalarsi un finale infuocato, cross per Reinero da sinistra che batte alto di testa. Negli ultimi minuti è ancora Pedalino a provarci dalla distanza, Freddi ha alti progetti ed allunga la sfera in corner. Termina così al Saraceno di Ravanusa il Licata, grazie alla doppietta di Riccardo Rotulo, centra l'obiettivo stagionale, una salvezza tranquilla a 3 giornate dal termine della regular season. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Ennesima vittoria della nuova Igea Virtus, 4-0 in casa contro il Locri. Beh, devo dire che Di Gaetano ha dimostrato che ci sa fare, no? Ha risollevato questa nuova Igea Virtus, dal suo arrivo, portandola quasi a ridosso dei playoff. Sì, no? sì, dal suo arrivo è cambiato tutto. Quindi qua posso dire chiaro e forte che quando c'è un buon allenatore, un allenatore che sa gestire uno spogliatoio, un allenatore che sa gestire appunto quello che è la squadra per i ragazzi, fa risultato. Di Gaetano l'ha dimostrato alla grande. Tra l'altro Di Gaetano è un allenatore che fa giocare le proprie squadre, cioè viene da stagioni dove le proprie squadre hanno espresso sempre buona qualità. La forza di Ciccio
l'ho notata soprattutto in in questa stagione dove loro hanno fatto, è arrivato Ciccio Di Gaetano e hanno subito fatto bene, poi hanno avuto un periodo di 3 partite, se non dovessi sbagliare, dove hanno fatto 3 sconfitte di fila. E in quel momento l'allenatore incide tantissimo, perché ha portato mentalità, ha portato serenità, duro lavoro e ne sono usciti in una maniera grandissima. E lì c'è tanto merito dell'allenatore, perché un allenatore che non è forte mentalmente in quei momenti può andare anche in difficoltà. E invece lui è stato tenace, ha lavorato ancora più duramente e ne sono usciti alla grande, e adesso ci ritroviamo che possiamo parlare anche di un campionato stratosferico. Certamente. Adesso ti interrompo al volo perché è successo anche a noi. Sì? E questa situazione è stata gestita alla grande dal mister Chinnici. È fondamentale, l'allenatore diventa fondamentale, anche se io credo che bisogna anche lavorare in sintonia con la società ti mette anche i mezzi poi per farti dare quella spinta. Perché a volte e cosa serenità. succede? Giochi bene come è successo a noi, però non trovi risultato. Quindi c'è qualcosa un attimino da E lì sistemare, la ma anche società, mentalmente. la fiducia nei confronti Esatto. dell'allenatore dà serenità poi a tutto l'ambiente, credo, Esatto, no? esatto. Perfetto. Guardiamoci il servizio, vittoria appunto della nuova Egea Virtus 4-0 contro il Locri 1909. Sebastiano Longo, ancora lui, l'attaccante classe 98 dell'Egea Virtus, anche contro un Locri in cerca disperata di punti salvezza, firma una fantastica tripletta nel 4-0 completato da Di Piedi, trascinando i giallorossi di Francesco Di Gaetano alla 13ª vittoria complessiva del campionato, la 10ª casalinghe e la 6ª nelle ultime 7 gare giocate al Dalcontres Barone, che proiettano i barcellonesi al 9° posto in classifica a quota 44 punti. Lo show personale di Longo inizia già al 6° minuto quando aggancia il lungo lancio di Catanzaro e, involatosi in area calabrese, batte con un preciso diagonale Colella, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. L'attaccante giallorosso concede il bis al 27esimo, approfittando di un'incertezza difensiva degli ospiti e calciando a rete con la palla che, intercettata da Luca, sbatte sulla traversa, ma con il signor Garofalo che, su indicazioni del primo assistente Mascello, concede il gol ai locali tra le vibranti proteste dei calciatori dell'Ocri. Igea che continua a spingere al 31esimo, il destro di Catanzaro si perde largo non di molto. Il Locri tenta di reagire, ma il calcio piazzato di Levec non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che nella ripresa trova invece l'Egea Virtus, quando il solito Longo, con un gran destro da fuori area al minuto 50, fulmina Colella all'incrocio dei pali, facendo così Egea Virtus 3, Locri 0. E per Longo, che porta a casa il pallone, e tripletta personale, gol numero 17 del campionato. Giallorossi che continuano a spingere, al 52esimo solo il decisivo salvataggio sulla linea di Pipicella nega a Di Piedi la gioia del gol, e con Ferrigno che sulla ribattuta trova l'opposizione di Chiricosta, mentre il diagonale di Catanzaro subito dopo sfiora il palo alla destra di Colella. Poi il Locri cerca di costruire qualcosa, ma i tentativi di La Rosa al 55esimo, Morro al minuto 62 e Luca al 72esimo trovano le decisive parate di Staropoli, che salva il risultato. Da segnalare poco dopo l'infortunio occorso a Fabio Aveni, che deve lasciare la gara per Leone. Quindi al minuto 76 l'Egea Virtus cala il poker quando Di Piedi raccoglie il perfetto cross da sinistra di Franchina e di testa mette alle spalle di Colella il gol del 4-0, e che gli vale come quarto sigillo in maglia giallorossa. Nel finale Locri si fa vivo con la botta di Luca, disinnescata ancora una volta da Staropoli. Finisce così un risultato che premia i giallorossi, che brindano davanti al proprio pubblico alla salvezza già acquisita nel turno precedente. Barcellonesi che domenica saranno impegnati nella trasferta di San Cataldo, poi riposeranno e chiuderanno il campionato ospitando in casa nell'ultima giornata Reggio Calabria. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D parlando del Siracusa, che si sbarazza in maniera semplicistica del Castrovilla, di Siracusa che adesso guarda certamente con più serenità anche il discorso playoff, perché non deve più inseguire questo benedetto primo posto. Ma io penso che in un altro campionato il Siracusa avrebbe vinto.
Sì. Purtroppo c'era il Trapani davanti, però con questa squadra, con questi punti che ha fatto, è un cammino da prima della classe, attenzione. Quindi, Ci piace questo Siracusa sì. attuale. Tra l'altro ha cambiato allenatore, devo dire che vabbè, un allenatore che già era dentro, Sì. Spinelli mi sembra, Spinelli, sì. e quindi alla fine è ritornato alla vittoria, ha vinto 3-1, quindi voglio dire. Merito comunque anche a Cacciola di aver comunque portato quella Assolutamente. squadra in quella posizione. Assolutamente. Quando arriva un nuovo allenatore, che cosa succede nell'animo dei giocatori secondo te? Scatta quella molla che magari potevano, dovevano dare qualcosina in più e quindi hanno quella voglia di rivalsa magari anche nei loro confronti, perché sanno che nel momento in cui fa via un allenatore, poi i prossimi ad essere presi di mira possono essere loro stessi, quindi Certo. di conseguenza scatta una molla, vuoi o non vuoi, in queste situazioni ai giocatori in maniera positiva. Scatteranno i playoff con Vibonese Calcio, Siracusa Calcio, Città di Sant'Agata momentaneamente e dell'FA Reggio Calabria. Sono dei playoff certamente di grande qualità. Da andare a guardare. Da andare a guardare. Assolutamente. Non puoi fare un pronostico. Chi potrebbe vincere questi playoff? Siracusa se lo merita, no? Se lo Perché merita. è arrivato secondo e quindi secondo me se dobbiamo farlo a meritocrazia penso che il Siracusa è Tra prima di l'altro tutti. le voci di un probabile ripescaggio in Serie C sono sempre più consistenti. Però è difficile fare difficile, ripescaggio vero? in Lega Pro, sì. Penso che è meglio arrivarci direttamente con la vittoria dei playoff. Anche un sapore diverso, no? Ecco. Bene, allora a questo punto ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio con i nostri due ospiti di questa settimana e torneremo ancora a parlare di calcio dilettantistico, parleremo di eccellenza, girone A e girone B. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Prima parte dedicata al campionato di Serie D, adesso la seconda parte la dedichiamo interamente al campionato di eccellenza, dove questa domenica hanno vinto i loro rispettivi gironi e quindi la prossima stagione disputeranno il campionato di Serie D. Parliamo di Enna e parliamo anche della Nissa. Una battuta su queste due straordinarie città che la prossima stagione finalmente, dopo parecchi anni, ritornano in Serie D. Ciccio. Ma loro hanno rispettato le aspettative, perché comunque la Nissa si sapeva, doveva già il presidente Giovannone, aveva già
preso un aveva già le idee ben chiare subito appena preso la squadra. Al direttore Russello, ovviamente Mister con Terranova. il Mister Terranova, già vincitori l'anno scorso del campionato con l'Agragas, quindi hanno fatto una scelta giustissima. Faccio i complimenti pubblicamente sia al mister sia al direttore sportivo che al presidente, e poi anche Lenna. Lenna l'anno scorso per un soffio Sì, è vero, non è arrivato nei playoff, visto e considerato la sconfitta. C'è stata tanta amarezza da parte dei dirigenti sì, per quella sì, sconfitta sì. contro il Siracusa. Quindi hanno lavorato bene, sono partito un pochettino così quest'anno, perché c'era anche il Paternò dall'altro lato che comunque sta dicendo anche la sua, però alla fine ce l'hanno fatta ed è giusto, perché ci puntavano anche per lo scorso anno, quindi va bene. Nel girone A però questo Pro Favara ancora tuttora continua a dire che è una squadra bellissima, forte. Ai nastri di partenza diciamo che Nisse e Favara erano le squadre candidate. La Nisse si è confermata e il Favara ha fatto un grandissimo campionato. È stata lì a giocarsela fino alla fine, sì, diciamo, è vero, nelle ultime domeniche. Io penso che il Favara ha avuto una battuta di arresto nel momento in cui è venuto a mancare uno degli attaccanti, diciamo, più importanti che ha all'interno di quel gruppo, che è Retucci. Sì, dove si è fatto infortunato. Male, Mattia, lì è venuto a mancare un po' qualcosa, però avevano l'esperienza di Pietro Balistreri, grandissimo calciatore, poi comunque un bel centrocampo. Un centrocampo fortissimo, no? Comunque una squadra di categoria. Può dire la sua nei playoff anche nazionali sulla carta. Faccio il tifo per loro, perché appunto c'è qualche ragazzo che abbiamo dei rapporti, quindi faccio il tifo per il Favara, spero su un Paternò vincente di Coppa. Certo. Magari una finale tutta siciliana fra Modica e Favara. Ecco, sono tutti su contenti. Modica per esempio, Ciccio, anche lì c'è stata un po' di confusione quest'anno, no? Cioè troppi allenatori, troppi cambi in corsa che potevano pregiudicare, però adesso con l'arrivo di Settineri dobbiamo dare merito ad Alessandro, ha resettato tutto e ha rispinto di nuovo la squadra nei playoff. Ha trovato la giusta dimensione, perché anche gli allenatori che ha avuto in precedenza il Modica non erano male. Grande rispetto, ci mancherebbe. E comunque devo dire che anche con mister Settineri, adesso trovando un attimino quello che è la giusta dimensione, stanno facendo bene. Hanno lavorato, hanno fatto una bella scalata e sono arrivati a ridosso appunto dei playoff, e penso che secondo me diranno anche la loro. Guardiamo adesso i tabellini e lo facciamo subito con il girone A. Tredicesima giornata, subito il tabellino dei risultati. Athletic Club Palermo Folgore Castelvetrano 3-3, Castellammare batte Fulgatore 4-3, Mazzara 46 batte Aspra 2-1, pareggio tra Accademia Trapani ed Unitas Sciacca 2-2, Don Carlo Misilmeri batte Mazzara 4-0, Geraci batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-0, Nis FC batte Super Giovane Castelbuono 1-0, Pro Favara batte Casteldaccia 4-0. Guardiamo adesso la classifica. Primo posto e passaggio al campionato di Serie D per la Nissa, primo posto con 77 punti, 68 Pro Favara, 51 Mazzara 46, 45 punti per il Castellammare, 44 Unitas Sciacca, con 41 Super Giovane Castelbuono, 38 punti Don Carlo Misilmeri, con 35 Athletic Club Palermo, 32 punti Folgore Castelvetrano, Geraci ed Oratorio San Ciro e San Giorgio, 30 punti Accademia Trapani, 28 Casteldaccia, 21 Fulgatore, con 20 il Mazzara, con 19 l'Aspra. Prima di continuare a parlare con i nostri ospiti, guardiamo subito la festa della Nissa che vince 1-0 con la Super Giovane Castelbuono e vola verso il campionato di Serie D che disputerà la prossima stagione. Serie D che Caltanissetta meritava, l'ha avuta, e l'anno prossimo ci godiamo un bellissimo campionato cercando di fare la nostra bella figura. È un sogno che si avvera per tutta la città, per la Nissa, per quello che è stato fatto dal nostro grande presidente e consentitemi anche un pochettino noi in passato.
stagione credo irripetibile, è una stagione dove in un campionato così difficile probabilmente in un'altra annata avresti già vinto 5-6 giornate alla fine, invece siamo dovuti arrivare grazie alla forza dell'avversario a 2 giornate alla fine. Vedo che la partita di oggi sia stato un sunto di tutta l'annata, una squadra che ha avuto tante occasioni per raddoppiare, per triplicare. Poi chiaramente nel secondo tempo abbiamo più pensato a gestire il risultato che ad altro. Credo che questa città merita ancora di più rispetto a quello che abbiamo raggiunto in questo momento. Bisogna stare vicini a questa società e continuare a lavorare per come sta facendo. È un'emozione incredibile, un pubblico fantastico, tutto bellissimo, è uno spettacolo, guardate, è uno spettacolo. È stato un campionato pesante, sempre lì su però con fatica perché avevamo una squadra dietro, secondo me, come noi forte, però secondo me, come ho detto sempre in ogni intervista, secondo me quello che prevalsa su, perché siamo più forti, perché abbiamo un gruppo. È il mio primo campionato, quindi penso che sia l'emozione più bella che per ora ho sentito nella mia vita. Abbiamo coronato un sogno di una città, ora pensiamo solo a goderci questa festa. È una gioia immensa veramente, anche come ho detto prima, anche se è la seconda volta l'emozione è raddoppiata, veramente, è qualcosa di incredibile. Allora ero un ragazzino, adesso sono genitore, ho 37 anni, ho vissuto questa giornata in maniera diversa rispetto a quella che è stata 16 anni fa, se non erro, quindi penso che l'unica cosa di diverso è stata la maturità. È stata un'annata difficile, piena di gioie, veramente. Sono state molto di più le gioie che i dolori e penso che quest'oggi sia stata la giornata migliore per mettere la ciliegina su questa bellissima torta. Meglio di così no, a questa altezza della mia carriera ringrazio a tutti i miei compagni, staff, a voi, dirigenza. Sono ringraziato a tutti i tifosi nessini per questa accoglienza, no? Sì, ce la meritavamo, siamo felicissimi e adesso dobbiamo goderci questa festa perché dal 24 luglio che siamo qua, che ci alleniamo, mentre gli altri in spiaggia al mare noi eravamo già qua a sputare sangue. È dal 24 luglio che facciamo sacrifici, oggi raccogliamo i frutti del lavoro che abbiamo fatto. È merito di tutti perché da parte nostra ci abbiamo fatto il massimo impegno, però i ragazzi ci hanno dato sempre la massima disponibilità e questo poi ci fa ottenere il risultato di oggi. Fantastico, è funzionato tutto, i ragazzi sono stati eccezionali, il mister e lo staff sono stati eccezionali e il pubblico che oggi era presente è stato eccezionale, penso che se lo sono e ce lo siamo meritati e niente. È stato un anno fantastico che ho vissuto intensamente, è stato un turbinio di emozioni, momenti belli, momenti meno belli che nel corso della stagione accadono. Abbiamo vinto tutti, oggi ha vinto Caltanissetta. Allora la Nizza questo campionato l'ha vinto ogni domenica, perché non c'è cosa più difficile che vincere e noi abbiamo vinto ogni domenica a parte 2 pareggi e una sola sconfitta. E quindi sì, ci sono stati alcuni momenti più importanti di altri, però è stato fondamentale giocare in questo modo e vincere domenica dopo domenica.
Voltiamo adesso pagina perché parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui 13ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati di domenica. Messana 1966 batte Real Siracusa Belvedere 1-0, Ionica FC batte Imesi Atletico Catania 94 2-0, Leonfortese Milazzo 1-1, Leonzio 1909 Nebros 0-0, pareggio tra Mazzarone Calcio e Paterno Calcio 1-1, Modica Calcio batte Mister Bianco 2011 6-1, Enna Calcio batte Rocca Acquedolcese 1-0, Città di Gela batte Santa Croce 3-0. Guardiamo adesso la classifica dove troviamo al primo posto l'Enna, matematicamente promosso in Serie D. Al primo posto con 68 punti, con 59 punti Paterno Calcio, 53 Modica Calcio, con 46 Ionica FC e Milazzo. 41 punti Città di Gela con 37 Imesi Atletico Catania, 35 punti Nebros, 34 Real Siracusa Belvedere, con 33 Mazzarone Calcio, 32 punti Mister Bianco 2011, 30 punti Rocca Acquedolcese e Messana 1966, 29 punti per la Leonzio 1909, 25 per la Leonfortese, chiude la classifica il Santa Croce con 16 punti. Festeggia dunque anche l'Enna che vince in casa della Rocca Acquedolcese 1-0 e la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Guardiamo la loro festa. Sono parole, oggi la gioia è indescrivibile, è inutile parlare della gara perché la gara c'era solo da portare il risultato a casa, si aspettava solo il fischio finale, alla fine è stato veramente un tripudio, un abbraccio lungo con tutti i nostri tifosi, lo aspettavamo come dici tu a 34 anni e l'orgoglio di avercela fatta è veramente tanto. Questa è una squadra, una società, è una squadra che è praticamente in classifica da 2 anni. In 57 gare abbiamo perso solo 3 gare, per cui che dire, il nostro direttore sportivo ha fatto in 2 anni veramente un lavoro stratosferico. Noi chiaramente l'abbiamo supportato dove era giusto supportarlo, ma la cosa più difficile è stata avere veramente la forza di ripartire dopo quel risultato che, come sappiamo tutti, ci pesa ancora oggi, però ce la godiamo ancora di più oggi perché era giusto vincerla sul campo, ce lo meritavamo già l'anno scorso, l'abbiamo dimostrato quest'anno che siamo una società, una piazza
che merita la Serie D e adesso con orgoglio andiamo a calcare che professionisti di Como. Lo abbiamo fatto per questa gente, per la gente di Enna. Noi l'anno scorso avevamo subito un torto perché un errore arbitrale ci aveva condizionato e avevamo due possibilità: o lasciare tutto oppure metterci testa bassa e ricominciare a lavorare per vincerla sul campo. Ci eravamo dati, io, lui e il direttore sportivo, un impegno, una promessa: vincerla sul campo, e oggi l'abbiamo realizzato. È un grande sogno, una grande emozione e l'abbiamo fatto veramente per la nostra gente, per la gente di Enna. A Enna siamo abituati a mettercela tutta per portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. Quando leghi la città a un progetto sportivo poi difficilmente questo si allenta, per cui noi la vittoria l'abbiamo perché questa festa è partita oggi ma durerà per settimane, perché ad Enna la città ha fatto, come vedi, ha fatto propria questa squadra, è la squadra della città. Ringrazio tutti. È stata un'annata incredibile, soffertissima fino ad oggi, abbiamo coronato un sogno, non riesco ancora nemmeno a credere e trovare le parole adatte per il momento, perché è veramente indescrivibile la gioia che abbiamo provato, io in primis, tutti i ragazzi, ma soprattutto questo magnifico popolo ennese, questa magnifica cornice di pubblico indescrivibile per un campionato di eccellenza. L'hanno meritato tutti, l'hanno meritato la squadra, il mister, lo staff, la società, la città, i tifosi, tutti. E da solo non sarei mai potuto riuscire nell'impresa che abbiamo fatto, e soprattutto dopo l'anno scorso. Ripetere un altro campionato di vertice come abbiamo fatto è stato... non trovo le parole, è stato incredibile. Sono arrivato 4 anni fa e il pubblico ad Enna era quello che era, e oggi ci siamo ritrovati oggi dopo 4 anni con 500 tifosi a seguito a Brolo per una magnifica promozione, quindi la dimensione dell'Enna è chiaro che in questi anni è cambiata fino all'apoteosi di oggi, che ripeto è indescrivibile. Quello che ci hanno trasmesso i tifosi in questi 2 anni, se lo meritavano, ce lo meritavamo noi, abbiamo fatto tanti sacrifici, dopo l'anno scorso comunque il rammarico c'è stato, così tutto bello, indimenticabile veramente. Lo scontro diretto giustamente è stato importante, però abbiamo spinto anche questo finale di campionato, anche oggi non era facile, partita tirata fino all'1-0, abbiamo lottato con i denti. L'abbiamo voluto veramente tutti i ragazzi con tutto il cuore, veramente. Abbiamo spinto fino a essere il capitano di una squadra così importante, ho gente più grande che rispetto, anch'io imparo sempre Cocimano, Zappalà. Allora ragazzi, siamo nella parte finale, vi chiamo ragazzi perché siete giovani e avete tanta voglia di emergere in questo mondo del calcio dilettantistico. La festa di domenica è una festa che comunque viene controllata perché adesso bisogna pensare alla parte finale della stagione. Direttore. Dobbiamo ripartire. Dovete ripartire, c'è sempre una coppa da vincere. Esatto, ce la siamo goduti alla grande questa festa, merito dei ragazzi, del mister, del presidente, quindi questa è la loro festa, non è la festa del direttore. Infatti io devo dirti la verità, per un po' di qualche minuto sono stato in panchina a vedere loro esultare, infatti il mister mi fa: ma che hai? Vieni, come ho detto, ho la lacrimuccia, quindi voglio stare un po', volevo vedere loro esultare, perché il merito è veramente loro, perché ok, fai la squadra, però hanno messo loro tutta quella che è la volontà, la voglia di vincere. Mi sono goduto lo spettacolo dei tifosi, perché è stato uno spettacolo magnifico, una bellissima coreografia. Perché domenica a Piana sembrava un tifo da Lega Pro,
quindi ci tengo a Bella precisarlo, soddisfazione. bellissimo. E quindi adesso pensiamo, come ho detto ai ragazzi, adesso ci godiamo questa festa, ma poi da domani che riprendiamo gli allenamenti cominciamo un attimino a pensare a quello che può essere la Coppa Italia, perché deve essere un regalo fatto al mister, al presidente, alla società e al pubblico di Piana, che lo merita anche la Coppa. Chiaro. Filippo, ma qual è stato il momento in cui tu hai compreso che comunque la squadra probabilmente questo campionato l'avrebbe vinto? Qual è stata la partita che ha dato probabilmente la certezza anche tua personale? A fine partita contro la sconfitta in casa con la Parma. Momento probabilmente più basso. Assolutamente sì. Noi entrati nello spogliatoio, guardai i ragazzi ovviamente delusi. Certo. Dal punto di vista del risultato, non della prestazione, perché in quella partita Tarantino parò di tutto, quindi il risultato è stato negativo, non la prestazione. Quindi arrivati nello spogliatoio ovviamente eravamo tutti delusi, perché comunque vincendo quella partita magari avresti dato la mazzata al campionato. Però ci siamo guardati in faccia e ci siamo abbracciati all'interno dello spogliatoio, guardandosi in faccia e facendo un patto che noi da quella partita non ne avremmo perso più. Ed è successa questa cosa, e quindi ancora noi abbiamo, più bello. in quella partita, cioè io da allenatore sono stato veramente fiero e orgoglioso di questi uomini che all'interno dello spogliatoio si sono guardati in faccia e hanno detto: Picciotti, è il momento giusto nostro. Per dare la svolta. Sì. E poi è andata bene. Perché non erano delle gare che giocavamo male, erano delle gare che giocavamo benissimo. Sì, perché infatti arrivavano magari pochi punti, ma la qualità del gioco non diceva bene il mister, perché non andava male. Ad esempio con la Parma il portiere Tarantino ha preso l'impossibile, quindi non potevamo fare niente, la palla non voleva entrare, non entrava. Il gioco del calcio è anche così. Sì, è bello, ci sta. Bene, allora a questo punto noi ci congediamo, grazie per essere venuti oggi qui a Penalty. Grazie. Complimenti per ancora, l'invito. portate i saluti della nostra redazione al presidente, perché insomma vincere un campionato a parole è facile, ma poi con i fatti è sempre molto difficoltoso, perché ci sono gli avversari, perché ci sono le difficoltà anche economiche, perché oggi come oggi anche un campionato di promozione ha dei costi, e con la prospettiva magari di fare un bel progetto ancora più duraturo anche in categorie più importanti. Ce lo auguriamo, vincere è sempre difficile, si sa. Però è bello. È bellissimo, poi ti godi, arrivi alla fine ed è tutto stupendo. È vero, in bocca al lupo allora a Crepi il lupo e grazie. Tantillo, un in bocca al lupo anche a Filippo Chinnici, complimenti per questo ennesimo successo. A quanto sei arrivato? I 6-7 campionati vinti? Negli ultimi 8-6. Beh, allora insomma curriculum super vincente, sperando di continuare ancora questa magia sempre con il gruppo di Piana degli Albanesi. In bocca al lupo. Io ti ringrazio per gli auguri e spero vivamente che Piana possa continuare a sognare, perché se lo merita, e poi perché abbiamo un presidente molto ambizioso e noi siamo pronti sempre per fare campionati importanti. E soprattutto gli allenatori ci mettono sempre la faccia, sempre, che è la cosa più bella per poi dopo festeggiare un eventuale successo. Siamo qua per questo, è il nostro lavoro. Grazie dunque a Filippo Chinnici, allenatore del San Giorgio Piana. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Se volete rivedere il tutto basta eventualmente visitare la nostra pagina Facebook Penalty oppure il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo, ma siamo anche visibili sull'HBBTV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani a partire dalle 22 con la puntata del giovedì, dove si parlerà sempre di calcio dilettantistico siciliano ed in modo particolare dei 4 gironi del campionato di promozione e dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Appuntamento a domani, canale 19 di TVM Palermo.